Rinviata al 26 marzo per un errore di notifica l'udienza preliminare del processo sull'incidente alle acciaierie venete del 13 maggio del 2018. Il giudice Elena Lazzarin lo ha stabilito anche per consentire alle compagnie di assicurazione e alle parti civili di accordarsi sui risarcimenti, prima di dover delegare la cosa al giudice stesso. Entro quella data le assicurazioni dovrebbero già dare quanto spetta ai familiari dei due operai morti. Sergiu Todita, 39 anni, sposato, una figlia di 14 anni, che morì dopo un mese dall'incidente all'ospedale di Cesena per le ustioni che aveva su tutto il corpo, e Marian Bratu, di 44 anni, che lottò nel centro grandi ustionati dell'ospedale di Padova fino al giorno di Santo Stefano, quando morì. Dalla colata di acciaio fuso a 1600 gradi vennero feriti altri due operai con prognosi di 300 giorni uno e di 40 giorni l'altro, per le gravi ustioni soprattutto alle gambe. A giudizio andranno 6 persone, tra titolari delle acciaierie, delegati alla sicurezza e alle manutenzioni degli impianti, costruttori e certificatori degli stessi.